Il tema che abbiamo scelto, visto che lui è un cultore delle nuove tendenze della medicina, verso dove sta andando, e anche dell'umanizzazione della medicina, abbiamo scelto proprio l'errore, in quanto oggi è uno dei temi che noi dobbiamo sempre mettere in evidenza, perché da questo purtroppo spesso accadono delle conseguenze non belle per quanto riguarda i pazienti e per quanto riguarda anche i professionisti, motivo per cui siamo più interessati alla cura dell'errore e non all'errore della cura, proprio perché desideriamo utilizzare sempre più le massime attenzioni nel lavoro di squadra e magari usare meno i protocolli o usarli nella maniera adeguata, ma usare invece di più il contatto umano con il paziente, perché solo così possiamo trovare un'alleanza diagnostica e terapeutica che dà maggiore soddisfazione, che spesso possiamo anche effettuare delle terapie straordinarie, ma se questo non coglie quello che è la vita della persona malata, abbiamo fatto veramente tanto, ma non abbiamo fatto tutto. Per questo ci impegniamo su questa strada. Un appuntamento dopo l'estate, da qui all'inizio del nuovo anno, ne sono previsti altri? Sì, abbiamo in mente di organizzare proprio un corso che mette a fuoco la prevenzione del rischio clinico, proprio perché da una parte tutto quello che è l'organizzazione sanitaria non può esimersi dal valutare quelle che sono le competenze dei singoli professionisti, dei livelli di organizzazione e anche quello che l'ospedale riesce ad erogare. Motivo per cui io credo che un ospedale di questa portata come l'Arnas Garibaldi non può astenersi dal fatto di lavorare sempre di più per erogare prestazioni di altissimo livello, ma nello stesso tempo rendere soddisfatti i pazienti, non solo per il percorso di cura, ma soprattutto sul profilo umano.